E allora, buonasera a tutti, benvenuti al Cineclub Arsenale per il primo appuntamento della nostra rassegna Il Marzo delle Donne. È la prima collaborazione stasera con la Giornata Internazionale della Donna istituita dall'Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Pisa in collaborazione con l'associazione Casa della Donna. È per me un piacere stasera presentarvi la nostra gradita ospite, che è la regista Maria Sole Tognazzi, che è qui per presentare la sua ultima opera, Io e lei, e sarà a introdurla stasera Marilu Chiofalo, fisica attiva nei movimenti delle donne, assessore al Comune di Pisa, a cui passo subito la parola. Grazie ancora. Bene, Attenta perché ho visto già che sì, si muove. si muove. Ma insomma, intanto è una gioia avere qui Maria Sole, un nome, un fatto, nome e omen. Tanto non ha piovuto oggi, so che No, c'è stato un weekend. è stata una delle prime giornate di sole Almeno dopo quello l'ho portato. diverse giornate di pioggia. È davvero una gioia avere qui Maria Sole ed è una gioia averla in questo primo appuntamento di una serie, di un cartellone che è iniziato ormai da qualche giorno, andrà fino a maggio. Sono una cinquantina di eventi organizzati da quasi altrettanti tra soggetti istituzionali e associazioni, che è pensato per parlare delle donne e di quanto le donne nelle nostre comunità, uno sguardo femminile nelle nostre comunità possa davvero fare diventare le nostre comunità un po' migliori, soprattutto delle comunità dove si è un pochino più abili a risolvere i problemi che inevitabilmente ci vengono sotto mano. E quindi il modo in cui raccontiamo abbiamo deciso di raccontare queste storie attraverso diversi linguaggi. Sicuramente ora io vengo da un convegno sulle carriere femminili, la presentazione di un libro molto interessante sicuramente, con un linguaggio, quello del seminario del convegno, ma ci sono moltissimi eventi che utilizzano invece il linguaggio dell'arte, del cinema, del teatro, della musica. Questo in maniera da parlare a ciascuno di noi. Il film che vedremo oggi, questa sera, è un film che molti di noi attendevamo davvero con grande interesse. È un film dove io credo si possa dire che le donne, ci sono diverse figure di donne, naturalmente due sono in particolare le protagoniste, ma ce ne sono altre, e poi abbiamo la nostra regista, abbiamo Maria Sole qui, nel convegno dal quale provengo si parlava di carriere femminili e si parlava di quanto per esempio sono importanti per fare in modo che ci siano, che la nostra comunità sia abitata e siano presenti molte più donne. Si parlava di strumenti come per esempio le cosiddette quote, no? Ma in realtà c'è un altro strumento che funziona secondo me alla grande, molto più di tanti altri, ed è il modello di ruolo. E questo film secondo me, sia per la storia di Maria Sole, regista affermata, che si è affermata da sé, andando di volta in volta a cercare le esperienze che l'hanno portata a crescere fino alla regista che è oggi, e che rappresenta quindi un modello di ruolo per tante di noi e per tante giovani donne, ma anche le due protagoniste della storia che hai anche contribuito a scrivere, sono due donne, due attrici nella vita, e due personaggi nel film che davvero ci danno l'idea di donne estremamente consapevoli in una fase dell'età, in un'età, come si dice, matura, come dice Daniel Tannen, ogni volta che una donna assiste al risveglio
alla consapevolezza di un'altra donna si avvicina al proprio risveglio. Ecco, credo che osservare queste due figure, questi due personaggi nel film di oggi e anche sentire tra un attimo Maria Sole presentare da parte sua il film di cui è regista, avvicini davvero al risveglio molte di noi. Quindi ti do adesso la parola. Adesso è difficilissimo. Beh, io faccio parlare prima il film e poi insomma mi piacerebbe dialogare con voi, e posso solo dire che sì, che il cinema ha un ruolo molto importante, non è il solo, ma insomma ha un ruolo. Io ho un ruolo che è quello di portare sullo schermo delle storie, di raccontare in questo caso, nel caso degli ultimi 2 film che ho fatto, di raccontare delle donne, dei personaggi femminili, e quando ho pensato a questi 2 film, mi collego anche all'altro, a Viaggio sola, che era sempre con Margherita, ho pensato proprio a questo, alle donne che avrei voluto vedere sul grande schermo, perché mi è sembrato, negli ultimi anni, mi sembrava che i personaggi femminili e le donne venissero raccontate in maniera errata, che fossero sempre trattate un po' male. E il cinema, come tanti lavori, è fatto da molti uomini anche, quindi siamo in pochi, ma non penso che sia un discorso di misoginia, semplicemente forse ci vuole una massa critica? Io così ho pensato, insieme ad Ivan e Francesca Marciano, che sono gli sceneggiatori con cui lavoro e con cui ho scritto i 2 film, abbiamo pensato di raccontare delle donne un po' diverse da quelle che avevamo visto fino a quel momento. Per esempio di raccontare una donna sola, che è generalmente vista come una donna vittima, abbandonata, tradita, perdente, e invece in Viaggio sola noi abbiamo raccontato una donna sola per scelta, una donna sola che forse ha scelto di stare sola, che ha avuto le sue storie, magari sono andate male, magari ha deciso che dovevano finire lì, e ha un lavoro e ha la sua vita e ha la vita che vuole, che forse non è la vita perfetta, ma è quello che desiderava avere. Allo stesso tempo nel film che state per vedere raccontiamo una storia d'amore, e raccontiamo una storia d'amore nel modo più, non vorrei dire una cosa brutta nei confronti del film, nel modo più banale, e sono felice di sottolineare la parola banale, cioè non è un film che racconta una storia d'amore straordinaria, non ha la pretesa di dire ecco ora vi faccio vedere com'è una storia d'amore, com'è diversa questa storia d'amore. Il mio intento era quello di dire esattamente il contrario: questa storia d'amore è uguale a tutte le storie d'amore si assomigliano, e in un momento delicato come questo credo che raccontare una storia di 2 donne, appunto non straordinarie ma uguali a tutti, sia un messaggio politico importante. Questo è un film molto leggero, quindi mi auguro che vi divertiate. Cioè, insomma, Sì, no? sì, assolutamente no. Sarà un'ora e 40 estremamente piacevole, e poi sarà piacevole anche È una commedia romantica. Appunto potrete fare domande a Maria Sole su questo film o anche sulle sue opere precedenti. No, io pensavo mentre parlavi, è vero che è una storia d'amore, è sostanzialmente una storia d'amore punto, no? Però è una storia d'amore tra 2 donne, e io mi domandavo, perché anche in alcuni altri film mi è capitato di fare questa riflessione. A volte quando si raccontano storie d'amore tra donne, la figura delle 2 donne emerge con una consapevolezza molto particolare e molto maggiore che in altri contesti. Non so se è un tipo di questione. Adesso preferisco non parlarne perché svelerei delle cose del film. Qui è un po' diversa la storia, perché raccontiamo 2 donne molto diverse, quindi con dei percorsi e delle personalità differenti. Non voglio entrare troppo nel merito perché svelo troppo dei personaggi, quindi preferisco farlo dopo. È un po' difficile parlarne adesso. Ok, lo facciamo dopo. Okay. Allora, buona visione e grazie al Cineclub Arsenale. Grazie mille, grazie dell'invito. Ha fatto questa splendida cosa per noi. Grazie Olga, dov'è Olga? Grazie. Scusate,
Durava un'ora e 40 il film, è finito ora. 5 minuti. Addirittura. Avete domande? Così a bruciapelo. A bruciapelo. Curiosità. Il film è bello, a me è piaciuto Grazie tantissimo, mille. non è la prima volta che lo guardo, Grazie 2 volte. per tutti i lavori anche di Maria Sola, insomma. Ecco, l'unica cosa che ho da dire è che secondo me è stato chiesto troppo poco a Margherita Bui. La regista doveva essere più severa perché soprattutto nel finale l'ho trovata un po' impacciata. Allora, Si stava per l'appunto dicendo. no, devo dire, io ovviamente non sono d'accordo, nel senso che il personaggio di Margherita è un personaggio in film in difficoltà, e quindi raccontando tutto sommato la crisi di una donna che entra in crisi, il suo impaccio è un impaccio che lei vive all'interno del film, cioè è la storia proprio di una crisi di una donna, no? C'è una forma quasi di omofobia interiorizzata in quel senso. Quindi trovo che il film racconti proprio la diversità, no? Tra queste due donne, e la diversità sta anche non solamente il fatto che una delle due è una donna chiaramente omosessuale, il personaggio della Ferilli, quindi tranquilla con se stessa e più serena. Il personaggio di Margherita è una donna che si trova per la prima volta a vivere una relazione con un'altra donna e entra, non voglio dire in crisi, ma sì, comincia ad avere dei dubbi su quello che realmente vuole, per poi capire che quello che vuole ce l'ha già. È una donna più fredda, nel film viene detto diverse volte, e ad esempio l'assenza, molte volte quando abbiamo parlato, ho fatto degli incontri dopo il film, oppure leggendo tanti messaggi che mi sono arrivati, una cosa che nel film è praticamente assente è la sessualità fra queste due donne, ma questa non è una mancanza di volontà da parte di Margherita di mostrarsi o non mostrarsi, è una realtà di questa relazione, cioè secondo me queste due donne sono due donne che non hanno rapporti, cioè che è una storia d'amore iniziata già da 5-6 anni ed è una relazione in cui per esempio la sessualità non c'è più, quindi il fatto che non si vedano per esempio delle scene d'amore è voluta ed è una delle ragioni per cui lei entra in crisi e cerca di ritrovare, diciamo, una sua vita sessuale, nel caso di Margherita con un uomo e non con una donna, proprio perché prima dell'incontro con il personaggio della Ferilli aveva sempre avuto delle relazioni con degli uomini, quindi un momento di esposizione anche, no? Perché avviene dopo l'intervista, un momento in cui lei si sente più esposta, entra in una crisi un po' più forte e commette un errore, perché chiaramente l'uomo che incontra è un uomo che non le mette paura, è un uomo piacevole, anche un po' noioso, e lei ricerca un po' quasi una sua vecchia identità per capire che invece quello che vuole è un'altra cosa e quindi chiede scusa e torna da lei. Nel caso di quel bacio della fine del film, stavamo parlando prima a tavola, è onestamente il bacio che io volevo, cioè io non volevo che quel bacio fosse un bacio, non è un bacio erotico, non è un bacio morboso, quello è un incontro, sono due persone quasi che si riannusano, si riavvicinano, se ci fate caso c'è un bacio, poi c'è una risata, poi c'è lei che la butta come addirittura Margherita arrossisce, poi si riabbracciano, quindi è un bacio fatto di altre cose, non è un bacio erotico, non so come dire. Però è esattamente quello che volevo io. Il non mostrare troppo esplicitamente non era una mancanza di coraggio, era veramente una scelta. Prima cosa perché questa è una commedia sentimentale, quindi non è detto sempre che in una commedia si debbano vedere delle scene d'amore, e poi perché l'amore loro in quel momento è fatto di altre cose.
Questo credo che sia una cosa che possa accadere spesso nelle relazioni di ogni tipo, nelle relazioni eterosessuali e nelle relazioni omosessuali, cioè purtroppo esiste un momento in cui quando due persone entrano in crisi molto spesso la prima cosa che viene a mancare, che si allontana, è la sessualità. Poi dipende dal tipo di coppia e dal tipo di persona e come viene gestita, no, questa crisi. Poi parliamo anche di due donne, appunto lo dicevamo prima nella presentazione, di due donne adulte, che non è una cosa da sottovalutare, perché generalmente nelle storie, soprattutto nei film che raccontano storie omosessuali, quasi sempre c'è l'esplorazione della sessualità, cioè si racconta spesso la donna che si innamora dell'altra donna e quindi come vive quella cosa, la scoperta, eccetera eccetera, no? Ce ne sono stati tanti di film. Questo è un film un po' diverso, noi non raccontiamo quella fase lì, raccontiamo un'altra fase. E in quella fase, in quel rapporto, parlo di queste due donne ovviamente, non di tutti i rapporti in generale, c'è dell'altro che è fatto di solidarietà femminile, che è fatto di intimità, che è fatto di quello che è la loro quotidianità e la loro vita, e che ripeto che può molto spesso poi far mettere da una parte il resto. Il nome Baldi Marina è un omaggio al vizietto? Allora, questa è una cosa stranissima, perché Cioè non è casuale? sì, è casuale, e però ora le spiego. Praticamente, mentre io ho una memoria pessima, e Francesca Marciano, la sceneggiatrice del film, come me ha una memoria pessima, Ivan Cotroneo è una specie di computer, è un uomo che si ricorda tutto. E quando si parla dei nomi dei personaggi dei film, si sta sapendo come chiamiamo lui, come chiamiamo lei. A un certo punto mi ricordo che il nome della Ferilli, proprio perché per via del locale, quindi siamo stati diverso tempo a capire, cercare di decidere il nome. Io non me lo ricordo, ma a un certo punto qualcuno, non penso neanche di essere stata io, comunque è uscito fuori questo Baldi, io ho detto Baldi mi piace. Ma nessuno dei tre si è minimamente ricordato di questa cosa. Io poi non mi ricordo cos'era, era Natale dell'anno scorso. A un certo punto mi sono rivista il vizietto e quando ho visto che il personaggio di mio padre si chiamava Baldi, ho messo la mano sulla, ormai era andata, l'avevo girato, ho detto così. Quindi facciamo così, lo vivo anche quello come un omaggio. Non lo so più se è casuale o no, non mi ricordo nemmeno se fu un'idea di Ivan questo nome, però me l'avrebbe detto, mi avrebbe detto chiamiamolo così così c'è l'omaggio a, e quindi non glielo so dire se è una casualità o no. Fatto sta che questo locale si chiama così e che in effetti Baldi era il nome di Ugo nella Cagiafoto. Grazie, le musiche sono ancora più contenta di parlarne perché non le ho fatte io e quindi si parla molto più serenamente delle cose degli altri. È un compositore che si chiama Gabriele Roberto, con cui ho avuto il piacere di lavorare in Viaggio Sola. È un ragazzo insomma, fa l'età mia, italianissimo, che lavora in Giappone da diversi anni, perché provò a fare il musicista in Italia prima di partire, negli anni 90, mandando delle musiche in giro in varie produzioni, nessuno se lo filò e come molti ragazzi hanno fatto anche in altri lavori ha provato a mandare queste musiche, questi provini che aveva all'estero, e c'era un concorso in Giappone per un film, per un cartone animato giapponese, e lui mandò queste musiche e lo presero, fece la colonna sonora di questo film e vinse il Grammy giapponese, quindi è rimasto lì per tantissimi anni. Il mio montatore Walter Fasano, che è molto appassionato di musica, mentre giravo L'uomo che ama, quindi il film precedente, la colonna sonora in quel caso era stata affidata a Carmen Consoli e quindi io stavo già lavorando con Carmen, però Walter mi disse guarda che c'è questo compositore che secondo me ti potrebbe piacere tantissimo, non per questo film perché la stavamo già facendo, però per il prossimo non sarebbe male. L'abbiamo contattato con un'email e abbiamo lavorato via Giappone. Sì, ormai si riesce a fare anche quello, è veramente molto molto bravo, è un talento quel ragazzo, io
le auguro proprio ogni bene. Avete altre domande? Olga, Io tutto quello degli che... aneddoti molto divertenti. Olga vuole sapere gli aneddoti che conosce già. No, vorrei che tu li raccontassi anche agli altri, tipo Quale? cosa della Ferilli che non sa Che guidare. non sa guidare, quello lo so che è sempre il Non cavallo sa di guidare. No, la Ferilli non è che non sa guidare, la Ferilli nel film guida mentre Margherita appunto le hanno ritirato la patente e quindi quando eravamo in preparazione con il film l'aiuto regista mi ha detto guarda che la Ferilli ha chiesto una macchina automatica e io ho detto ok, non c'è problema, chiedete una macchina automatica e quindi arrivò sta macchina, questa grossa macchina automatica. Il giorno in cui dovevamo fare la ripresa del film, sempre l'aiuto regista mi chiama e mi dice Sole, dovresti venire un attimo, c'è un problema con Margherita. Da Margherita dico scusa Margherita, che problema c'è? Il problema è che la Ferilli non sa guidare. Ho detto scusa, perché l'ha detto a te, dico a me ha chiesto una macchina automatica, avrebbe detto non so guidare, come posso fare questa cosa della macchina? Cioè non era chiaro fino a che punto doveva essere automatica. No, insomma si sarebbe saputo, voglio dire, c'erano diverse scene in cui doveva guidare questa macchina, mi sembra veramente strano. Dico aspetta, chiamatemi la Ferilli, arrivano tutti e due, dico scusa Sabrina, mi chiede Margherita, dico ma tu, tranquillizzala, dico tu guidi? Sì, dice lei, sì, guido. Dico vedi, guida, ha detto. Ma dico, guidi in che senso? Guidi proprio bene, cioè che porti la macchina? E lei mi fa, Sole, senti, io mi dici di guidare, io guido, mi dici di arrampicarmi, io mi arrampico, mi dici buttati per terra, io mi butto per terra. E giustamente mi fa, vedi? E vabbè, ma tu guidi? Sì, guido, non c'è sta problema, guido tranquillamente. E rivado verso il monitor, mi richiama dopo un po', l'aiuto regista dice Sole scusami devi ritornare un attimo di là perché Margherita non è convinta di questa cosa. Allora ritorno da Margherita e dico Margherita che problema? Dico Sabrina ti prego cerca di tranquillizzarla, dice che non guidi, dobbiamo girare. Margherita ho detto che non c'è nessun problema, io guido tranquillamente, guarda ecco sto qua, non c'è nessun problema, c'è una sola domanda, qual è il freno e qual è l'acceleratore? La buia ha fatto scendo, me ne vado dalla macchina. Questa è rimasta abbastanza storica. Non guida e poi mentre guidavano io stavo nel camera car con le cuffie e le sentivo perché c'era il microfono dentro, quindi sentivo Margherita vai piano, frena, tutto così e io morivo dalle risate con queste cuffie perché sentivo tutto, no? Sta buona, faceva lei, guidassi te come guido io, infatti l'ho messa pure dentro al DVD, sapessi guidare te come guido io e rideva, sì, tutto così. Insomma, diciamo che le due, così come ne parla, il film è stato scritto pensando a Margherita e Sabrina, cioè quando io ho pensato di fare questo film l'ho pensato su loro due, perché venivo dal film precedente con la Bui, e volevo rilavorare con Margherita e quindi stavo pensando a un soggetto da proporre alla Bui. Io su questo ho una domanda. Sì. Come hai scelto tu, qua sono due donne molto diverse, non solo nella vita ma anche come personaggi, sì, chiaramente, cioè i personaggi sono molto diversi. Hai scelto tu quale personaggio affidare a o c'è stata scritto, una loro... è stato scritto su di loro, quindi chiaramente insomma. Diciamo che io volevo lavorare con Margherita in quell'anno mentre stavo pensando appunto a un altro film da scrivere per lei e sono andata al Festival di Cannes con Viaggio Sola per il mercato ed era l'anno della grande bellezza e quindi c'era una Ferilli con il film di Sorrentino, ci siamo incontrati, io ho fatto l'aiuto regista per tanti anni prima di diventare regista e ho lavorato 3 volte con la Ferilli, quindi ci siamo rincontrate dopo tantissimo tempo che non la vedevo e tornando a casa dal Festival di Cannes mi sono detta mi piacerebbe molto anche lavorare con Sabrina, è un'attrice che mi piacerebbe dirigere, con cui mi piacerebbe lavorare. Poi sono arrivata a casa
E in un attimo ho pensato, ma sarebbe bellissimo fare un film con loro due, e immediatamente ho pensato che volevo raccontare una storia d'amore fra loro due, e ho capito anche perché l'ho pensato, perché in effetti mi sembrava che non fosse stata mai raccontata una storia d'amore negli ultimi tempi, protagonista del film, quindi non un personaggio omosessuale all'interno di un film corale, ma una storia d'amore fra due donne adulte, perché è una caratteristica abbastanza importante, e il fatto dell'età, parlo di queste due donne, quindi appunto non come dicevo prima, la scoperta dell'omosessualità di due giovani ragazze, ma come era per esempio in Viola di Mare, che però era addirittura ambientato in un'altra epoca, cioè non esisteva un film contemporaneo ai nostri giorni, con quel tipo di tono, quindi diciamo realistico, che raccontasse la relazione fra due donne. Mi sono chiesta perché al maschile sì e perché invece due donne non erano state rappresentate mai. Quindi ho unito queste cose che vi ho detto, che partono tutte dal desiderio di lavorare con Margherita, e ho pensato sarebbe un'ottima idea. L'ho detto ai miei sceneggiatori, loro hanno detto un'ottima idea, e poi ho chiamato le due, che anche lì è stato un momento interessante, perché prima l'ho detto a Bui, dico Margherita, ho il film nuovo da fare insieme. Ah, bene, di che parla? Dico guarda, prendendola larghissima, dico guarda, ma molto lontanamente, cioè nel senso non c'entra nulla, non è che mi permetterei mai di rifare una cosa tipo vizietto, però potrebbe essere carino in effetti dopo tanti anni da quel film, che fu il primo film a sdoganare la coppia omosessuale nel cinema. Pensate che era un film di quasi 40 anni fa, e in quel film mio padre e Michel Serrault erano due uomini cinquantenni, cioè erano due uomini adulti. Quindi ho detto sarebbe bello fare un film con due donne della stessa età, eccetera. E per l'altro personaggio ho pensato alla Ferilli. Lei devo dire che aveva una grande simpatia per Sabrina, erano anni che ci voleva lavorare, quindi quando ho capito anche che poteva esserci intesa fra le due, che per me era una cosa molto importante, ho tirato un sospiro di sollievo, ho detto lo vado a chiedere anche alla Ferilli. Sono andata a casa di Sabrina a cena e c'era il gatto del Bengala, ma questo è un altro, poi il gatto del Bengala è frutto della Ferilli, perché la Ferilli c'ha il vero gatto del Bengala in casa. E anche quello è stato un momento, perché questo gatto passava dietro mentre mangiavamo a tavola, e lei a un certo punto mi ha detto ma l'hai visto il gatto? E io sono miope, quindi ho detto sì, ho visto un gattino che passava dietro. No, devi andare a vedere bene, perché quello mica è un gatto normale, mi fa. E perché dici vai a vedere il gatto. Allora mi alzo e mi incammino verso questo gatto, avvicinandomi, finalmente mettendo il fuoco, vedo che questo gatto aveva delle macchie da tigre, cioè non era un gattone tigrato, era una specie di giaguaro a forma di gatto, che onestamente io non sapevo la presenza di questi gatti nel... E lei dice, quello è il gatto del Bengala. E in che senso? È un gatto che a metà tra un gatto e come dice un giaguaro. Il giorno dopo ho chiamato subito gli sceneggiatori e ho detto, lo sapete che le due in casa hanno il gatto del Bengala, questo mi pare ovvio, quindi tutti a cercare questo gatto del Bengala, che non è stato affatto facile trovare. Perché non si poteva scritturare quello della Ferilli? Perché no, io ci ho anche pensato, poi sempre loro della produzione mi hanno detto, ma tu sei pazza, pensa se casca un palo addosso al gatto della Ferilli, se finisci di girare non si gira più, finisce il film, no, se il macchinista pesta la coda al gatto non si può fare. E quindi abbiamo cercato un gatto simile a quello della Ferilli, che è stato a me. E comunque quando invece sono andata a casa sua e le ho detto del film, Sabrina subitissimo mi ha detto è una bellissima idea, io ci sono. Quindi per tornare alla domanda, alla tua domanda, non è che ho pensato loro hanno scelto o non hanno scelto. Quando loro mi hanno detto di sì, io ho cominciato a disegnare ho disegnato i personaggi e non volevo neanche stravolgerli, nel senso, potevo anche decidere di giocare di più, per esempio sull'aspetto fisico, no? Non so, di Sabrina, quindi cambiarla. Cioè, tenete conto che appunto Sabrina è un'icona, no? È un sex symbol, cioè un sogno eterosessuale per eccellenza, voglio dire. Anche Margherita è una bellissima donna, insomma Sabrina è proprio metterla nei panni di una donna omosessuale. Quando lo dicevo mi dicevano ma te sei scema, tutti,
Lei l'ha capito subito invece che l'idea stava proprio lì, e l'idea stava anche nel fatto appunto di non volerla rendere diversa da quello che lei è, anche se ha fatto secondo me un ottimo lavoro per esempio sul modo di muoversi, sull'atteggiamento, però io volevo mantenere le caratteristiche non solo fisiche ma anche, quindi appunto non so, non tagliarle i capelli cortissimi per dire una banalità. Quindi per questo lei è il personaggio più assertivo dei due, diciamo, quello più... No, quello per scelta ho sempre pensato che mi piaceva l'idea che la persona tranquilla e serena, cioè la lesbica delle due, fosse Sabrina, da subito l'ho pensato, mentre la storia poi racconta questo, cioè racconta proprio una storia tra due donne molto differenti, no? E lì il concetto anche di diversità, l'unico concetto di diversità secondo me nel film non sta certo nella storia d'amore, perché come dicevo prima dell'inizio del film non volevo assolutamente raccontare una storia differente, ma anzi proprio far vedere come i meccanismi che muovono le storie d'amore sono veramente identici, non esiste una differenza tra il fatto di innamorarsi di un uomo o di una donna, la differenza sta in come lo vivi, cioè se sei una persona libera, aperta, serena, che ha capito se stessa oppure no, nel caso di... Quindi è una storia abbastanza particolare in questo senso, no? E l'idea che, diciamo, il concetto di diversità invece sta nella diversità proprio fra queste due donne, cioè se c'è una cosa, se c'è un elemento di diversità è proprio nella personalità, al di là dell'estrazione sociale, perché chiaramente una è una donna più popolare, che si è fatta da sola, si capisce che è stata un'attrice anche famosa, che poi ha smesso, l'altra ha un'estrazione borghese, quindi un tipo di educazione, di frequentazione diverse, non tanto quello, ma proprio la diversità anche di personalità, cioè quello che secondo me turba Margherita a un certo punto nei confronti di Sabrina non è più tanto il concetto che sia una donna o solo quello, ma che sia una donna così, cioè con quel tipo di forza, una forza della natura lei, no? Quindi con quel tipo appunto, di personalità che è una dirompente. E questa è la cosa, e secondo me è quello che esce fuori anche nella scena a casa con i genitori, no? Cioè il problema quando loro si lasciano non è che loro dicono perché stai con una donna, cioè il film in questo sta molto più avanti, cioè il concetto di omosessualità nel film, come vorrei che fosse nel mondo e nel nostro paese soprattutto, è straaccettato, è accettato dal figlio che forse a 18 anni un minimo si è sentito a disagio, ma un ragazzo che sta meglio di tutti noi, e la famiglia della Ferilli, che è una famiglia popolare, mi fa molto ridere quella scena, perché il problema non è che la figlia è omosessuale o non è omosessuale e sta con una signora che è Margherita Bui, il problema è Margherita, cioè a loro gli sta antipatica lei. No? E se ci pensate questa cosa politicamente, non perché io voglia dire, il mio film non è un film politico, non è un film di denuncia, non è un film dove c'è una che muore, tipo il film con Julianne Moore e si lotta per il mio film è molto più, come dicevo prima, forse banale, nel senso racconta le dinamiche di una crisi di una coppia, solo che questa coppia invece di essere formata da un uomo e una donna è formata da due donne, ma lo dà come un fatto già avvenuto e come dovrebbe essere, secondo me, nella mentalità delle persone. Quindi la problematica sull'omosessualità ce l'ha internamente solo il personaggio di Margherita, e da lì sta la sua freddezza, e da lì sta non l'assenza di sessualità, loro ce l'avranno sicuramente avuta, non in questo momento, noi raccontiamo questo momento del film, non il prima. Però ecco, c'è un'accettazione da parte dei personaggi che ruotano intorno a loro che stava molto a cuore anche a noi sceneggiatori, insomma, di Ivan e Francesca, e devo dire che è stata molto, questa cosa molto anche riportata, diciamo, dai critici, dai giornali in generale. C'è stato un commento molto bello, è proprio quello fatto da Natalia Aspesi a riguardo, no? Perché sì, lei ha proprio sottolineato questo aspetto, come faccia molto di più un film come quello che ha pensato e ha realizzato Sole rispetto a tante battaglie culturali fatte in altro modo sulla
sull'accettazione della diversità, sulla valorizzazione delle differenze e in particolare sui temi LGBT. Faccia molto di più di quello che è come se il film fosse entrato a far parte di un dibattito politico pur non essendo un film di denuncia, quindi di dibattito politico. Ripeto, non si lotta per qualcosa come accade in altri film. È un po' come un mondo già andato avanti e non mi ricordo chi dei giornalisti, ma una cosa che mi ha fatto tanto piacere, forse era il Corriere della Sera, era Porro, che disse, e questo molto prima del DDL Cirinà, il film uscito a ottobre, lui piacque molto il film e fece una bellissima recensione sul Corriere della Sera dicendo: la società è molto più avanti delle leggi. Assolutamente. Se questo film viene visto in quest'ottica, mi piacerebbe che venisse visto soprattutto in quest'ottica, nel senso che non c'è bisogno di mostrare delle scene di sesso, al di là, ripeto, che questo film racconta un'altra storia e quindi perché farle se queste due non lo fanno, non capisco, o un bacio più eroico, non c'è bisogno di questo per parlare non solo ad un pubblico che può capire un film come questo qui, ma soprattutto a un pubblico che non ci arriva. Secondo me è molto più coraggioso fare un film così che mostrare una scena più hot per poi finire sulla cosa di dire guardate queste come si baciano. A me sinceramente mi interessava molto meno. Farne una storia originale. Anzi, lì sarebbe stato anche furba, no? Questa che mette la Bui, che chiaramente è una donna così più agile, eccetera, la Ferilli che è un sex symbol, e tutti con quel tipo di voyeurismo che c'è rispetto ad un'osservazione morbosa che avrebbe secondo me reso il film meno forte, fermo restando, ripeto, che poi questa è una commedia. Quindi quando mai in una commedia, per esempio, che racconta la storia tra un uomo e una donna, vediamo per forza delle scene di sesso? Iniziano dei film dove vedi delle persone che si baciano eccetera e poi finisce, a meno che siano dei film volutamente, esplicitamente sì, però sono un altro tipo di film, bellissimi, che io non discuto, però io ho fatto un altro film. Quest'ultima cosa è piaciuta molto. No, perché siccome siamo partiti sul bacio di Margherita e di Sabrina alla fine, su quanto fosse non un bacio appunto, il bacio dei baci, no? Ma ripeto, un incontro di due anime, che è una cosa diversa. Allora se chi si aspettava di vedere di più, non so per quale ragione, ragionasse su questa cosa qui, secondo me leggerebbe il film in un modo diverso, nella sua semplicità, ma in un modo diverso. Grazie. Ho convinto chi all'inizio voleva il bacio rovente? Poco. Loro sì, laggiù in fondo no. E dovete vedere L-Word per vedere quelle cose. Questo è un altro film. Le donne di 50 anni che stanno in crisi, purtroppo non hanno scene d'amore forti. Una cosa devo dirla però, quello che mi entusiasmava tanto nell'interpretazione delle due, nel momento di crisi di Margherita, ma anche invece è l'amore fortissimo con cui la Sabrina Ferilli per tutto il film guarda Margherita. Cioè, secondo me vale 100 volte di più quello sguardo di Sabrina, e perché poi come in tutte le storie c'è uno più debole e uno più forte, no? Ma l'amore con cui Sabrina guarda tutto il film vale 100 baci per me. Era innamorata di lei, ve lo giuro, era una cosa che tanto che Margherita, che si imbarazza sempre, faceva oh ma basta però ma questa mi guarda, mi faceva oh dico Margherita, mamma mia, così si imbarazzava, perché anche quando finiva il Chuck Sabrina manteneva sempre questo sguardo innamorato, doloroso nella parte poi in cui capisce e scopre il tradimento, no? Anche quella tolleranza che lei ha
io non riesco a dare un giudizio a nessuno dei due personaggi. Chiaramente si fa il tifo per Marina, perché è quella che soffre, quindi quando qualcuno soffre tu fai il tifo per lei. Però la cosa che per me era più importante e che speravo di ottenere per il pubblico è che comunque la gente si innamorasse del rapporto di queste due donne e quindi facesse il tifo per loro. E quindi il ritorno e le scuse di Margherita fossero attese dallo spettatore. Quella era la cosa che per me era importante. Attese queste più che il bacio. No, adesso questo è solo perché questa è una cosa che dico a chi rispetto al film solleva questa polemica. Beh, certo, poteva vedersi qualcosa di più o poteva essere più coraggioso, allora io spiego il perché il film è impostato in un altro modo, no? E poi spiego la mia visione del coraggio. In un paese come questo, purtroppo sappiate che anche solo dire di fare un film con due donne così icone e così viste, voi non sapete quante persone io ho incontrato ad esempio a Roma, che è una città, no? Un'immagine. Una signora, una volta stavo dal parrucchiere, stavo parlando con una ragazza, mi ha detto ma il film come è andato? Dico bene, si parlava così, allora era accanto a me, era una signora un po' più grande di me, una signora, di estrazione medio borghese secondo me, stava lì, ascoltava, a un certo punto ha capito che parlavano di un film, ha detto mi scusi di che film state parlando? Quando si sta... No, dico è un film che ho fatto con la Buia e la Ferilli che si chiama e lei mi ha detto era appena uscito la settimana prima, pensi che io volevo tanto andare e mio marito me l'ha impedito. Là, vi stupite? In un paese che arriva al DDL Cirinà così? No, mi stupisce perché la prima volta che l'ho visto, cioè addirittura gli uomini, c'eravate anche voi, dicevano ma guarda lì che ruolo alla Ferilli me l'hanno rovinata, cioè me l'hanno rovinata, anzi, non si poteva meritare altro. È per questo Dimmi se non è coraggio questo. noi mi hanno preso proprio per pazzo quando ho detto che dava la Ferilli. Insomma, comunque, coraggio o non coraggio. Il personaggio della Ferilli era ottimo, secondo me ha fatto una scelta. Io penso che sia stata molto molto brava, penso che anche Margherita dia una verità a quella donna che a un certo punto odia anche, ma è giusto che sia così, perché voglio dire, nei film non è che sono tutti personaggi perfetti, se no non ci sarebbe il contrasto o quello che è. Però ecco, no, dicevo prima che non riesco tanto a giudicare, al di là del personaggio di Ferilli, che chiaramente è un personaggio vincente, però anche il personaggio cioè c'è un certo punto, quando loro litigano nella scena a letto, dove tu un po' la odi la Bui, diciamoci la verità, perché oltre ad essere quella che ha tradito, sta anche... Però tutto sommato immagino anche questa donna che dice tu mi conosci, no? Tu sai chi sono io, forse in alcune occasioni non hai considerato come mi sentivo, non hai sottovalutato delle cose e soprattutto lei, il personaggio della Ferilli, come spesso capita in amore quando hai paura di perdere qualcuno o qualcosa, diventa molto, no? Insistente, oppressivo, sta lì che controlla, che si capisce che fa finta di niente, sarà capitato a ognuno di voi, no? Quando cerchi di far finta di niente perché hai paura di perdere qualcosa e l'altra persona lo sente e quindi scattano, credo, dei meccanismi, no? nelle coppie, nelle storie d'amore, tra quello che vuole fuggire e quello che cerca di tenerti, per cui poi non ce la fai e succede che uno molla. Però succede pure che lei va a chiedere scusa, insomma, no? Torna sui suoi passi e dice ho sbagliato e viva Dio, nella vita si sbaglia e si chiede anche scusa. Non tutti capiscono le cose allo stesso modo, non tutti capiscono le cose, non tutti fanno gli stessi percorsi, non tutti capiscono le cose nello stesso modo, allo stesso momento. Bisognerebbe avere più rispetto dei percorsi di ognuno. Questo secondo me porta alla libertà, e alla libertà anche di guardare all'amore che sia uguale all'amore che vivi o diverso dall'amore che vivi. Va bene. Io se non avete altre... Eccolo, c'è il signore.
solo per curiosità, lei ha voluto sottolineare un po' la mediocrità di certi uomini. L'ho vista alla partita. No, la mediocrità... L'uomo proprio va sotto zero. Ecco, particolarmente mediocri, mi scusi, No, allora, il figlio trovo che sia un uomo da sposare, sinceramente, e mi sembra che sia un uomo, il figlio. Sì, noi dico dei due... Ah, ok, no, perché il figlio è un uomo e mi sembra un personaggio molto positivo, intelligente, eccetera. È quasi l'ex marito che fa un bambino a 70 anni. L'ex marito è il personaggio di Fantastichi. Allora, per quanto riguarda l'unico uomo realmente un po' debole, diciamo, in effetti è l'amante di Margherita. Ed abbiamo dipinto un uomo così perché quello che pensavo è che nel momento in cui Margherita cerca di rivivere un'esperienza con un uomo, non a caso sceglie un uomo abbastanza, come posso dire, non protettivo, ma che non le mette paura. Ecco, infatti poi alla fine le cose non funzionano, non vanno. Non è un uomo che è solo un po' noioso, ma tutto sommato è un uomo molto gentile, generoso. Anche il discorso che le fa non è, dice stai più qui che lì, stai in giro, per me puoi pure non venire, ma mi sembra un po' stupido. Mi sembra un uomo che prova, cerca, capendo, anche perché poi è al corrente della storia passata, cioè attuale, insomma, della storia da cui viene lei, quindi mi sembra anche abbastanza comprensivo. È sicuramente un uomo non pieno di personalità, certo non ha la personalità della Ferilli. Per quanto riguarda invece Fantastichini, a me personalmente un uomo mi fa una simpatia infinita, non anche Fantastichini nella vita, è il personaggio del marito. Ecco, in quello mi sono veramente un po' ispirata alla mia famiglia, a mio padre, perché noi siamo stati abituati ad avere una famiglia allargatissima, con varie mogli. Io sono figlia dell'ultima moglie di mio padre, però ne ho avute altre due, e mi ricordo spessissimo di queste cene, di questi pranzi in cui arrivava la madre di Ricky da Pat, poi arrivava quell'altro. Ho sempre immaginato in questo rapporto un tipo ho sempre immaginato che se mia madre fosse diventata lesbica, mio padre non c'è più da più di 20 anni, ma mio padre probabilmente le avrebbe detto, ma scusa, ma fosse entrata in crisi con la compagna, sicuramente Ugo le avrebbe detto, ma vieni a Velletri, ma c'è una stanza, stai lì. Quindi quel personaggio di Fantastichini e quel tipo di rapporto che hanno loro a me fa molta simpatia. Certo sì, è un uomo che si ricrea una famiglia con una donna più giovane, neanche giovanissima, insomma, che è pieno anche quello, no? Di uomini che si ricreano, che mettono al mondo figli un po'. Non penso che siano degli uomini mediocri, sono dei personaggi maschili che rispetto ai personaggi femminili sono un po' messi da parte, ma questo avveniva anche in Viaggio Sola. Il personaggio di Accorsi rispetto al personaggio di Margherita sono dei personaggi in questi due film un po' messi da parte, volutamente, perché al centro ci sono due donne e nel caso dell'altro film c'era il personaggio di Margherita. A questa domanda che ogni tanto devo dire ci fanno, a tutti e tre, a me, Ivan e Francesca, Ivan che è il più bravo di me, non della Marciano, e quando dicono ma insomma questi personaggi maschili li mettete un pochino troppo da parte rispetto alle donne, sono un po' più sottotono, un po' più così. E Ivan risponde sempre, l'abbiamo fatto per compensare gli ultimi 10 anni di cinema italiano, in cui le donne erano sempre la fidanzata o la moglie di, ed erano sempre, no? Allora è una battuta che ogni tanto ripeto di Ivan. Beh, insomma, direi che è stata una serata davvero straordinaria, da qui usciamo tutti un po' migliori. Grazie. Questo non lo so, comunque grazie di essere venuti. E anche alle parole di Sole. Domani mattina. Ma la reinviteremo, vero? Comunque grazie mille di essere venuti. Grazie a Maria Sole e complimenti di nuovo.